C'era una volta il Covid e c'è anche oggi, ma non morde più come in passato. A Vicenza si contano 4.315 casi attualmente positivi, di cui 571 nelle ultime 24 ore. Stiamo aumentando, nel senso che siamo oggi al 18% circa, più del 18% dei positivi sui tamponi effettuati, quindi anche più alta rispetto alla media nazionale, e sta aumentando anche qualche ricovero. In aumento i casi in ospedale. Al San Bortolo sono 15 i ricoverati in area non critica, mentre uno è in rianimazione. Ma attenzione, bisogna fare una differenza tra i ricoverati per Covid, cioè quei pazienti mandati in ospedale dal virus, e quelli invece ricoverati con Covid, vale a dire quelli che si trovano in ospedale per altri motivi e poi al controllo del tampone risulta che sono anche positivi. È vero che spesso sono ricoveri identificati per caso, pazienti che entrano per altre patologie e viene poi identificato che sono positivi. Per oggi per esempio ne abbiamo uno in rianimazione, quindi il sintomo è che comunque c'è sempre una circolazione del virus. In rianimazione per Covid o con Covid? No, è con Covid, quindi è un paziente che era entrato in ospedale per un'altra patologia che poi è stato positivo, però in realtà il Covid può concorrere anche a un aggravamento della situazione clinica, per cui sì, è vero che con Covid, però può essere un paziente in cui il Covid ha aggravato la patologia preesistente.